Truffa dei bitcoin, la procura procede anche per il reato di associazione a delinquere in attesa di dettagli da Dubai, dove si trovano due dei protagonisti della vicenda. In tribunale continuano ad arrivare nuove querele. Razzie nelle abitazioni, arrestati due malviventi albanesi, erano l'incubo delle zone di Asolo e Castelfranco a bordo di una Golf bianca più volte segnalata. In tanti anni mai visto una cosa simile, parla l'autista Mom, aggredito da due uomini che a Riese Pio X hanno inseguito il bus e messo l'auto di traverso per bloccarlo e far salire a bordo i figli. Insulti razzisti all'arbitro, la decisione del giudice sportivo nei confronti del Calcio Bessica, partita persa a tavolino e multa di 300 euro. Venerdì alle 15 a Spresiano, i funerali del bimbo di 4 anni morto nell'auto guidata dalla mamma e finita contro un platano sabato pomeriggio per un colpo di sonno della donna. Sanità, liste d'attesa in Veneto, l'83% di visite e interventi chirurgici è stato recuperato, ma restano in stallo ancora 150.000 prestazioni specialistiche. Al Parlamento europeo lo stop ai mezzi benzina e diesel dal 2035, polemiche e timori del comparto dell'automotive. Non siamo pronti, mancano le infrastrutture e rischiamo licenziamenti. Carnevale di Treviso, dopo 4 anni torna in centro storico la sfilata del martedì grasso, 19 tra carri e gruppi in corteo, un evento che sarà trasmesso in diretta martedì 21 dalle 14:30 su Antenna 3. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, questi dunque i titoli. Dunque ripartiamo parlando della truffa delle criptovalute, dei bitcoin, perché l'inchiesta si allarga. La procura trevigiana conferma di procedere anche per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, in attesa di dettagli da Dubai, dove come sappiamo si trovano due dei protagonisti della vicenda. Intanto in tribunale continuano ad arrivare nuove querele. Tra i reati ipotizzati per questa vicenda c'è l'associazione a delinquere, perché queste truffe non erano casi isolati, ma erano posti in essere da una struttura di carattere associativo che aveva anche proprio una società come la NFT costituita apposta per compiere questi reati di intermediazione finanziaria abusiva e di truffa nei confronti degli investitori, e quindi si tratta di un reato commesso in forma associata. Si allarga lo spettro di indagine attorno alla New Financial Technology, l'azienda di Silea che avrebbe truffato migliaia di investitori promettendo cedole mensili da capogiro, ma poi facendo sparire i soldi. Una mega truffa da 260 milioni di euro che ha valicato i confini nazionali. Non a caso due dei principali protagonisti, i trevigiani Christian Visentin ed Emanuele Giullini, si trovano a Dubai, alle prese anche lì con problemi giudiziari del tutto simili, sempre presunte truffe, sempre con i bitcoin. Stavolta vittime però sarebbero residenti dell'Emirato, sia di origine italiana che del posto. Una storia con tanti condizionali. Le notizie che arrivano dal paese sono spesso contraddittorie. Mentre Giullini si troverebbe in arresto, Visentin si sarebbe messo a disposizione della polizia di Dubai dopo essere stato raggiunto da un mandato di cattura. La stessa procura trevigiana ha attivato i suoi canali. Per il momento abbiamo attivato i canali informativi della Guardia di Finanza e quindi degli organi di collegamento di polizia per avere conferma delle notizie relative all'arresto di una persona che è indagata anche qui per queste frodi relative agli investimenti in bitcoin. Per il momento ci siamo attivati attraverso la Guardia di Finanza, comunque eventualmente ci attiveremo anche attraverso il Ministero della Giustizia e se necessario anche quello degli esteri, insomma. Canali ufficiali di collaborazione internazionale. In attesa di dettagli sull'inchiesta emiratina, il faldone trevigiano si amplia. È possibile che ancora molte persone coinvolte non si siano fatte avanti, ecco, è possibile, però abbiamo ricevuto anche e continuiamo a ricevere anche tante querele. Su questo fronte la riforma Cartabia, assicura il capo procuratore, non ha effetti. Non incide perché le truffe erano già perseguibili a querela prima della riforma Cartabia, questo tipo di truffe, e il reato invece di abusivismo finanziario e di associazione a delinquere erano e sono rimasti perseguibili d'ufficio. I furti nelle abitazioni, 10 giorni di appostamenti e poi un inseguimento rocambolesco, maxi operazione dei carabinieri che hanno sgominato la cosiddetta banda della Golf bianca. Abbiamo attivato questo servizio costante con più autovetture dell'Arma e abbiamo cercato di monitorare ogni loro spostamento in attesa di intervenire alla prima favorevole occasione.
Quasi 10 giorni di pedinamenti, visione delle telecamere, appostamenti, ma alla fine i carabinieri sono riusciti a incastrarli. Si tratta di 2 cittadini albanesi, trentenni irregolari, arrestati in flagranza. Si cerca invece un terzo uomo. Sarebbero loro gli autori di diversi furti commessi nell'ultimo periodo tra Trevigiano e provincia di Padova. La segnalazione è partita a inizio mese da un cittadino di Castelfranco, insospettito dai movimenti di alcuni soggetti a bordo di una Golf bianca. Da qui la caccia che culmina la sera del 13 febbraio, quando in 2 entrano in un'abitazione di Campigo dopo aver scassinato la finestra del salotto e rotto una tenda. In casa, al piano di sopra, ci sono le figlie della proprietaria di 25 e 19 anni che, sentiti i rumori, avvisano la madre, che a sua volta chiama i militari dell'Arma. I ladri, che si sentono scoperti, si danno la fuga scavalcando la recinzione. Scatta il blitz, le pattuglie, ben 5, sono già in zona. Ne nasce un inseguimento rocambolesco. La Golf è lanciata a oltre 150 km all'ora. Dopo il furto i soggetti si sono dati alla fuga in maniera molto veloce tra le strade, evidentemente conoscevano anche molto bene l'ubicazione delle strade, quindi per raggiungere Trebaseleghe erano a velocità molto elevata. L'uomo alla guida si ferma una prima volta in piazza Trebaseleghe, dove scendono i 2 complici. Subito intercettati, uno viene arrestato, l'altro si dilegua. Pensando di farla franca, il terzo rimette in moto l'auto, ma viene bloccato in zona Castelfranco e qui braccato. Le perquisizioni hanno permesso di recuperare 3 cacciaviti e dei guanti. Per uno in particolare vi sono indizi di un suo coinvolgimento in un furto a Villa d'Asolo il 9 febbraio scorso, quando dalla casa di un 29enne sono stati rubati dei monili d'oro. I 2 arrestati si trovano in carcere, uno a Treviso, l'altro a Padova. Un'indagine classica. Certamente di raccolta di elementi, soprattutto quelli forniti anche dai cittadini, e poi l'attenzione nel controllo del territorio, che diventa fondamentale anche per creare con i cittadini appunto un rapporto di collaborazione che risulta determinante. A proposito di furti in casa, era uscito a fare una passeggiata con 1.600 euro in tasca in contanti proprio per paura dei furti in abitazione, ma li ha persi per strada e quando se n'è accorto era ormai troppo tardi. Il caso singolare Riese Pio X, a lanciare l'appello sui social un 35enne artigiano, Gregory Danci, che promette adesso una ricompensa del 30% per chi glieli riporterà. Spero di recuperarne anche solo una parte, ha detto l'uomo, mi servivano per pagare l'affitto, non mi fidavo a lasciarli in casa visto che i ladri colpiscono parecchio, purtroppo invece gli è successa questa disavventura e vedremo se qualcuno risponderà all'appello e soprattutto se qualcuno avrà trovato quei 1.600 euro. Restiamo a Riese per tornare a parlare, l'abbiamo raccontato ieri, della incredibile vicenda dei 2 uomini che hanno inseguito il bus MOM e messo l'auto di traverso sulla carreggiata per bloccarlo e far salire a bordo i propri figli. Abbiamo raccolto la testimonianza dell'autista MOM, suo malgrado protagonista della vicenda. Lei è ancora provato sotto shock? Sì, in tanti anni di servizio non ho mai visto una scena del genere. Linea 204 proveniente da Villa d'Asolo per Castelfranco. L'autista salta una fermata a Riese Pio X. Sono le direttive aziendali per permettere un carico scaglionato degli studenti su più mezzi distanziati di pochi minuti. 2 padri con i figli in auto decidono di inseguire la corriera. Nella folle corsa ad un certo punto uno di loro supera il bus e tagliandogli la strada lo blocca. Niente, non è stata una bella situazione, sembrava un film poliziesco di inseguimento. Ho temuto il peggio. La freddezza mi ha fatto pensare di caricare quei 2 ragazzi che praticamente facevano parte delle 2 famiglie e tentare in qualche maniera di attenuare gli animi. Fortunatamente è stata così. E l'ho pensata giusta. In quella maniera l'accusa si è un po' attenuata. Pochi secondi dopo si è aggiunto anche il secondo genitore, momenti di alta tensione che l'autista, nonostante lo spavento, ha saputo gestire. Ci siamo divincolati da una situazione che sicuramente avrebbe avuto un brutto epilogo. Senta, all'interno del suo mezzo i ragazzi erano spaventati. Tutti ammutoliti, perché non credevano ai loro occhi di quello che stava succedendo. Gli autisti della MOM sono spaventati. Le aggressioni si sommano di giorno in giorno. Dopo le baby gang e i balordi di ogni tipo, ora la pazzia di 2 padri con i loro figli. Situazioni del genere non devono ripresentarsi. Abbiamo bisogno di aiuto. Di maggiore sicurezza? Assolutamente sì.
Non solo Riese, non solo Treviso, non solo Conegliano, le tensioni sui mezzi pubblici ad opera non solo di genitori ovviamente, come in questo incredibile caso, ma anche di giovani e giovanissimi sono all'ordine del giorno anche nella zona del Solighese. Abbiamo delle zone nella provincia di Treviso dove sono più a rischio rispetto a altre, per esempio abbiamo la zona di Pieve Soligo e Conegliano e abbiamo contatto con l'amministrazione comunale di Pieve Soligo, sono andato io a parlare sia con gli 2 assessori preposti e ci stanno dando grande collaborazione perché ovviamente loro sono sul territorio, loro conoscono molto meglio le persone rispetto a noi e quindi la collaborazione con le amministrazioni comunali è fondamentale e importante. Capita spesso che sulla linea MOM che da Pieve di Soligo va a Conegliano in orario serale gruppi di ragazzi del quartier del Piave abbiano atteggiamenti aggressivi nei confronti di autisti e utenti. Già in passato erano stati attivati controlli a supporto degli operatori dei mezzi, si parla ormai di parecchi anni, almeno 8 secondo il sindaco Stefano Soldan. Le segnalazioni degli autisti e passeggeri si sono nel tempo moltiplicate. Quando i dipendenti MOM intervengono per risolvere il problema vengono spesso aggrediti verbalmente e talvolta anche fisicamente e il pensiero torna alle baby gang. Io non so se sono baby gang, sono delle persone un po' particolari, sono conosciute anche dall'amministrazione comunale e con loro stiamo facendo un lavoro importante per portare la situazione alla normalità. Noi siamo stati attenzionati da MOM rispetto a alcuni ulteriori episodi che avvengono nelle corriere da parte di gruppi di ragazzi che solitamente non pagano il biglietto e creano episodi anche di bullismo, di attenzione violenta nei confronti degli autisti. Per questo abbiamo svolto un primo incontro che ha portato a ulteriori controlli da parte della polizia locale nelle linee che ci sono state evidenziate. A questo primo incontro ne seguirà un altro anche con l'Arma dei Carabinieri proprio per cercare di disincentivare questa abitudine da parte di questi gruppi di ragazzi di salire in corriera senza avere il biglietto. Ora le linee più problematiche sono state monitorate dall'amministrazione e sulla linea del sabato pomeriggio che va a Conegliano staziona sempre una pattuglia della polizia locale che controlla se i passeggeri sono muniti di titolo di viaggio in modo da prevenire ogni problema. Allora, la fermata dell'autobus proprio a Pieve, poca voglia di parlare, ma la conferma che il problema esiste. Sì, ho sentito. Che cosa ne pensa? Che è una cosa da non fare sicuramente. Ne conosce qualcuno? No, ne ho solo sentito parlare, avevo letto qualche notizia dal telefono, nulla di più. È preoccupato? Abbastanza, perché adesso non sei neanche libero di andare in giro, cioè hai comunque un po' di paura. Quali sono le vostre linee? Quella per Conegliano e quella per Pieve. E lì non... No, di solito non c'è tanta gente e nessuno dà fastidio di solito. Però comunque un po' da tutte le parti si vedono queste cose qua, sinceramente. È un po' da sistemare. Lei ha mai avuto problemi? No. Tutto tranquillo? Sì, per fortuna sì. Però lo sa che ci sono questi problemi? Sì, certo che lo so. Purtroppo... Devo andare. Prego, grazie per la sua disponibilità. 3 o 2 mesi fa mi ricordo che uno non aveva l'abbonamento, l'autista gli ha detto senza abbonamento non puoi viaggiare, senza un documento, e lui da là si è creata un po', infatti, quindi succedono certe cose. Dalle tensioni sui mezzi pubblici agli insulti razzisti verso l'arbitro, ne abbiamo parlato ieri e ovviamente nel mirino è finito il calcio Bessica. Non è bastato che uno dei protagonisti di questi insulti chiedesse scusa, è arrivata la decisione del giudice sportivo. La sentenza del giudice sportivo infine è arrivata. Il Calcio Bessica è stato condannato alla perdita della gara contro il Fossalunga per 0-3 a tavolino. La società dovrà anche pagare una multa di 300 euro per le frasi discriminatorie proferite da 2 suoi tifosi. In queste ore un tifoso implicato nella vicenda ha chiesto scusa. È un uomo di 80 anni con un passato da dirigente sportivo. Domenica scorsa dagli spalti ha offeso pesantemente l'arbitro,
Mamadi Cissé durante la partita di calcio di seconda categoria tra Bessica e Fossalunga. La sua rabbia ingiustificata si è innescata quando il direttore di gara ha fischiato un rigore al 44esimo minuto del secondo tempo. L'80enne ora è pentito ed è pronto a scusarsi di persona. L'arbitro valuterà se incontrarlo o meno. Dopo il caso di Sheriff Traoré nel rugby e della pallavolista Paola Egonu, le denunce a sfondo razziale sono in aumento e non riguardano solo il mondo dello sport, ma anche la vita di tutti i giorni e gli ambienti di lavoro di molti immigrati. Purtroppo questa situazione sta diventando sempre più grande. Non diciamo che nella Marca, nel Veneto, nel generale, che c'è un problema generale, però i nostri soci incontrano questi problemi qua e noi, il nostro voglio è di integrarsi e stiamo facendo tutto per integrarsi, perché oggi la persona che hanno offeso non è che l'hanno trovato a fare delinquenza, lui stava lavorando. Fa discutere, c'è un'inchiesta della procura in corso, il caso del 13enne ucraino lasciato per mesi da solo in casa in un comune del Montebellunese. L'appello del presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2, Paola Roma, a tutti i cittadini della Marca: denunciate se vedete situazioni così gravi. Credo che ci sia stata una situazione chiaramente trascurata di verifica magari delle situazioni e che magari qualche persona decida anche di non volersi far aiutare. Non avrebbe mai chiesto aiuto il 13enne ucraino che per mesi ha vissuto abbandonato a se stesso in un appartamento nel Montebellunese. Un cane, 2 gatti e qualche coniglio, nessun altro in quella casa dell'orrore. Il padre infatti sarebbe partito la primavera scorsa per andare a combattere in Ucraina. La madre, poco dopo, lo avrebbe lasciato per trasferirsi nel Veronese per necessità lavorative. Pare suonasse di rado il campanello del piccolo. Una volta al mese, infatti, la madre, 48enne ucraina, tornava a trovare il figlio. 2 volte a settimana invece bussava alla porta il fattorino del supermercato, lasciando lì sullo zerbino una busta della spesa commissionata a distanza dalla mamma. È plausibile che il 13enne non avesse mai iniziato un percorso scolastico in Italia, rendendosi invisibile quindi anche ai servizi sociali. Invisibile per tutti, tranne che per i vicini di casa, che nell'ottobre scorso, preoccupati dalle condizioni del piccolo, hanno chiamato le forze dell'ordine. Escrementi di animali, condizioni igieniche precarie, rifiuti domestici abbandonati. Questo lo scenario in cui i militari hanno trovato il giovane ucraino. Sulla vicenda, la procura di Treviso ha aperto un'inchiesta. La madre, accusata di abbandono di minore, rischia fino a 6 anni di reclusione. Il 13enne invece è stato preso in carico dai servizi sociali e affidato ai servizi specialistici dell'ULSS, con gli oneri del caso a carico del comune del Montebellunese. Un incubo, in questo caso, finito grazie alla denuncia dei vicini. Una voce, quella della comunità, che secondo il presidente della conferenza di sindaci dell'ULSS 2, Paola Roma, non deve mai rimanere in silenzio. Facciamo parte di una comunità e quindi il lavoro di rete è fondamentale e che ognuno di noi, quando vede situazioni particolari, le porti all'attenzione degli enti preposti e quindi in questo caso dei servizi sociali, della nostra polizia locale, delle forze dell'ordine. Morto a 4 anni nell'auto guidata dalla madre. I funerali del piccolo Edward Bressaglia si terranno venerdì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Spresiano. Tutta la comunità è pronta a stringersi attorno alla famiglia, a cominciare dal papà Moreno e la mamma Nicole, ora indagata, come sappiamo, per omicidio stradale. Mamma e figlio avevano trascorso la notte precedente al Cafoncello. Il piccolo aveva accusato alcuni problemi respiratori, la madre lo aveva accompagnato al pronto soccorso per gli accertamenti. Poi, per un colpo di sonno, come abbiamo raccontato in questi giorni, mentre rincasavano, l'auto è finita contro il platano e l'impatto purtroppo non ha lasciato scampo al piccolo. Venerdì alle 15 a Spresiano l'addio. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta per parlare di liste d'attesa e sanità. Rieccoci in diretta e dunque il punto della regione sulle liste d'attesa, l'83% di visite e interventi chirurgici recuperato, ma restano in stallo 150.000 prestazioni specialistiche.
450.000 prestazioni sanitarie sospese in Veneto a causa del Covid tra marzo 2020 e febbraio 2022. 2 anni difficilissimi per il sistema sanitario, che ha poi dovuto affrontare l'altrettanto complesso recupero di tutte le visite, interventi chirurgici e screening sospesi. Il recupero delle prestazioni saltate è stato avviato grazie ad un finanziamento ministeriale ad hoc di 40 milioni di euro. Con un recupero oggi complessivo rispetto alle 450.000 prestazioni che si erano accumulate tra il 2020 e l'inizio del 2022 di un recupero dell'83%. Per il recupero delle prestazioni le aziende sanitarie hanno potuto procedere attraverso il pagamento di un compenso aggiuntivo ai propri professionisti, attraverso il reclutamento di altro personale, ammesso che riuscissero a trovarlo vista la cronica carenza di medici, o ricorrendo extra budget al privato convenzionato. Recuperato l'83%, resta comunque una quota di prestazioni arretrate alle quali si aggiungono le nuove prescrizioni. Oggi noi abbiamo in sospeso circa 150.000 prestazioni specialistica, che sono quelle a 30 o a 90 giorni. Il Ministero ha stanziato un ulteriore finanziamento di 500 milioni di euro per tutte le regioni. Al Veneto dovrebbero arrivare circa altri 40 milioni. In cui metteremo in campo un altro piano per aggredire quelle che sono oggi le liste d'attesa che sono rimaste e che si stanno accumulando, e andremo anche a operare in parallelo rispetto all'appropriatezza delle prescrizioni e quindi a quella che è poi il range, che vede oggi sicuramente un aumento da parte dei prescrittori. Restano le criticità in ambito specialistico e chirurgico determinate dalla carenza di personale. I settori in maggior sofferenza sono quelli radiologico, l'oculistica e l'area ortopedica. Sono liste d'attesa che sono dettate non solo da un aumento della prescrizione, e questo lo vediamo, e quindi anche i medici prescrittori, specialisti stanno prescrivendo molto, probabilmente anche il periodo post-Covid porta a questo, e poi sicuramente legata alla carenza di personale. Intanto nel 2022 sono aumentati gli infortuni e le malattie professionali denunciati dai lavoratori veneti. I numeri sono molto preoccupanti, negativi, crescono gli infortuni sul lavoro, crescono gli infortuni in itinere, crescono anche gli infortuni mortali sul lavoro, purtroppo in Veneto in questi 2 anni. È la fotografia scattata da INAIL Veneto presentata nella sede CISL di Mestre. Sono oltre 83.000 gli infortuni denunciati nel 2022 a fronte dei 69.427 dell'anno precedente, tra cui 113 mortali. Il manifatturiero, sanità e assistenza sociale, trasporto e magazzinaggio sono i settori che registrano il più alto numero di denunce e che vedono la provincia di Verona più colpita, seguita da Venezia e Vicenza. Anche le denunce di malattie professionali non si arrestano, passando da 3.416 del 2021 a 3.917, con Padova al primo posto, seguita da Venezia e Verona. Da qui nasce il progetto Take Care of You. Noi abbiamo deciso di costruire questo progetto con la partecipazione dell'INAIL e dell'Università Ca' Foscari di Venezia, focalizzandolo sui 2 settori più a rischio, che sono l'agricoltura e l'edilizia, e focalizzandolo in particolare sulle malattie professionali, che sono gli aspetti meno visibili dei rischi alla sicurezza, perché l'infortunio purtroppo è un evento traumatico di cui ci si accorge. Le malattie professionali invece sono subdole, sono invisibili e ci se ne accorge molto spesso dopo la fine magari del rapporto di lavoro, e quindi vogliamo sensibilizzare i lavoratori su questo tema. Attività di sollevamento pesi, di movimenti ripetuti, quindi sono malattie professionali che non si evidenziano immediatamente, è tipico delle malattie professionali rispetto agli infortuni. Gli effetti di un'esposizione ripetuta negli anni a un certo tipo di lavoro si vedono anche a distanza di anni. Un dato che fa riflettere anche quello relativo all'età degli infortuni mortali. Si perde la vita di più tra i 50 e i 64 anni, ma con un'incidenza allarmante rispetto agli occupati dei giovanissimi tra i 15 e i 24. Perciò il progetto è destinato anche a loro. Ambiente e lavoro, la decisione shock del Parlamento europeo e lo stop ai mezzi e benzina e diesel dal 2035. Ieri questa decisione, oggi la polemica e le preoccupazioni di un intero comparto, quello dell'automotive. Quando parliamo di un'auto elettrica e parliamo di nuova componentistica, e quindi batterie e tutte queste cose qui, diciamo che più del 50% di questo è costruito in Cina. Noi in Italia noi abbiamo
dobbiamo per forza comprare le batterie dalla Cina o dal mondo asiatico e quindi una dipendenza di questo sarebbe una cosa sbagliata. L'approvvigionamento delle materie prime è la questione principale, ma non certo l'unica per Bruno Vianello, presidente di Texa, l'azienda di Monastier, gioiello dell'automotive Veneto e Made in Italy. Solo nel quartier generale i dipendenti sono ormai 1 migliaio. Oltre 30 anni di attività nel settore degli strumenti diagnostici multimarca fanno di Vianello una delle voci più autorevoli per commentare lo stop dal 2035 ai mezzi benzina e diesel votato dal Parlamento europeo. Una rivoluzione che rischia di essere un trauma anche occupazionale. A nord-est quello automobilistico è un asset strategico. L'automobile, non solo italiano ma tutto europeo, rischia tantissimo per le ragioni che vi ho appena detto, ma non solo. Poi costruire una macchina elettrica, anche se hai tutte le cose che ti servono per costruirla, in realtà ti serve molta meno gente e quindi ci sarà tante persone che verranno licenziate e queste persone in qualche maniera devono vivere. E chi è che le paga? Le paga chi lavora. E qui lavora, mi pare che pagano già abbastanza tasse. Si rischia quindi un cortocircuito economico-sociale, ma non solo, anche perché la carenza di infrastrutture per l'elettrico è evidente. E io non posso avere un'automobile che ogni volta devo aspettare 7-8 ore per ricaricarla, devo avere una ricarica massimo di un quarto d'ora e questo è possibile grazie ad infrastrutture diverse di quelle che abbiamo oggi in Italia. Ma per risparmiare massimo un quarto d'ora in realtà dovremmo avere dei distributori di corrente elettrica molto potenti, almeno di 300 o 400 kW. Per Vianello bisognerebbe invece convergere sulla tecnologia ibrida, supportando le filiere. Ai parlamentari europei e non solo un messaggio diretto, tutt'altro che provocatorio. Alla politica direi la prossima volta prendiamo dei politici che siano all'altezza della situazione, che siano lungimiranti, ma guardi che somigliano anche un po' ai politici cinesi a questo punto, cosa posso dirvi? Cambiamo argomento. A Ramon di Loria, grande festa per la nuova Madonnina del capitello di via Brentelle dopo che la precedente statua, lo ricorderete, era stata rubata. Ah, eccola qui. Possono fermarsi nuovamente per una preghiera alla Madonnina di via Brentelle i residenti di Ramon di Loria. Sì, perché dopo il furto della statua avvenuto lo scorso gennaio, di cui vi avevamo dato conto nei nostri TG, quando i soliti ignoti la sradicarono dal basamento facendola sparire, un privato ha deciso di donare alla comunità una nuova statua della Vergine, facendo davvero trionfare il senso di collettività e partecipazione. E allora, assieme al sindaco Simone Baggio, l'intera via e i laterali hanno accolto la nuova statua con una grande festa tra preghiere, culminata addirittura con i fuochi d'artificio. Dopo il furto della statua erano stati proprio i residenti infatti a lanciare un appello ai ladri. Fate i bravi e poi riportatela. L'importante è che la Madonnina torni al suo posto perché per noi è una cosa che ci sta sul cuore, insomma. Per noi è importantissima quella statuina. Ma ancora nulla e il primo cittadino ci ha fatto sapere che continuano le indagini per risalire agli autori del gesto. Ritorniamo a Treviso, 54.000 euro per il rinnovamento di vetrine Deor e l'apertura delle attività negli immobili sfitti. Torna il bando rilancio Treviso, rivolto a sostenere le spese delle attività economiche esistenti che intendono rinnovare le vetrine o acquistare delle attrezzature dei plateatici anche per l'apertura di nuove unità che utilizzino negozi sfitti da più di 3 mesi. Il bando prevede l'assegnazione di contributi fino a un massimo di 10.000 euro per l'apertura delle nuove attività, l'assegnazione di contributi fino a un massimo di 3.000 euro per lavori o acquisti per il rinnovo delle vetrine o l'acquisto di attrezzature per i Deor. Potranno presentare domanda di contributo solo ditte che non hanno usufruito in passato di un analogo contributo. I soggetti assegnatari dovranno presentare idonea documentazione di rendicontazione entro 60 giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo. Il bando è sul sito del Comune di Treviso. Allora restiamo a Treviso, si cerca di rilanciare il centro e il rilancio è anche sinonimo di ripresa, si riprende anche con la festa. Allora arriva il Carnevale di Treviso e torna dopo 4 anni anche la sfilata dei carri in maschera, un evento che sarà trasmesso in diretta da Antenna 3 martedì 21, martedì grasso dalle 14:30. Per la prima volta sono anche contento di dire indossiamo la mascherina,
questa volta non davanti alla bocca ma davanti agli occhi, vestendoci da arlecchino, da poliziotti, da supereroi. Dalla mascherina alla maschera di carnevale. Torna infatti dopo 4 anni la sfilata di Martedì Grasso in centro storico. Artisti di strada, spettacoli, trampolieri, ma soprattutto tornano loro, i giganti di cartapesta. Carri allegorici che sfileranno da Piazzale Burchellati fino a Piazza Duomo, in un tripudio di musica, maschere e colori, uno spettacolo che sarà trasmesso in diretta martedì 21 dalle 14:30 in esclusiva su Antenna 3 per unire alla festa tutto il territorio. Siccome poi è un carnevale di territorio che coinvolge anche i territori attorno, io mi aspetto 100-120 mila persone. Mi piacerebbe che diventasse davvero una festa di comunità, una festa della città dove coinvolgiamo certamente i bambini che saranno i protagonisti di questo carnevale, ma anche gli adulti e gli anziani. Ricordo che abbiamo coinvolto le case di riposo. Tutti invitati, nessuno escluso, a questa vera e propria festa di fine pandemia che il sindaco Conte vorrebbe onorare con un simbolo speciale della città. Siccome la Fontana delle Tette venne costruita proprio per celebrare la fine della carestia in quegli anni là, potremmo anche inserire in testa al corteo dei carri la Fontana delle Tette rivisitata dei nostri alpini, proprio per celebrare la fine della pandemia. Ma non solo la sfilata di Martedì Grasso, sabato 18 e domenica 19 febbraio una lunga serie di appuntamenti animeranno il centro città. Verrà inaugurato sabato 18 il villaggio carnevale, dove appunto ci saranno artisti di strada, giocolieri, trampolieri, clown, spettacoli di magia in 2 piazze, Piazza dei Signori, Piazza Borsa itinerante, anche Piazzetta Aldo Moro e anche la Loggia dei Cavalieri con il tema del circo. Saranno 150 gli uomini, angeli custodi di questo carnevale, sicurezza che vedrà sul campo protezione civile, carabinieri in congedo, vigili del fuoco, giorni di festa che porteranno qualche modifica alla viabilità. Al Martedì Grasso dalle ore 11 inizieranno dei divieti nelle zone del centro storico, soprattutto la viabilità esterna del PUT sarà sempre invece garantita. Adesso andiamo nel Bellunese. Ripartiamo da Ponte nelle Alpi, la folla a Ponte nelle Alpi per l'ultimo saluto a Giovanni Viel, morto domenica notte a 64 anni, ambasciatore delle nostre montagne e dello sport che ha raccontato sempre con slancio. Gli è stato dedicato un abbraccio senza fine. La provincia di Belluno si è fermata questo pomeriggio e si è radunata nella chiesa parrocchiale a Cadola di Ponte nelle Alpi per il saluto, l'ultimo a Giovanni Viel. In centinaia da ogni angolo del Bellunese e dalle terre alte, quelle stesse che Giovanni ha raccontato nelle gesta dei suoi amati campioni degli sci stretti. Lui anche con l'entusiasmo che aveva, il grande tifo che ha fatto, mi ha sempre seguito, che devo dire che appunto è stato un grande amico con me e purtroppo dispiace molto. Domenica, poche ore prima di lasciare la vita terrena, Giovanni raccoglieva fotografie destinate all'edizione 2024 del calendario del consorzio CIPA di Confindustria Belluno Dolomiti, di cui era direttore. L'aneddoto è stato raccontato dal celebrante che all'omelia ha dipinto un ritratto fedele della figura di Giovanni Viel. Quando vedeva sul volto degli atleti tutta la fatica, sentiva che erano al limite con il loro sforzo, con la possibilità che avevano di non farcela. Ebbene, non me ne vogliano i 5 re dolomitici se a fianco anche Giovanni a loro, anzi lo inserisco al primo posto nella lista come primo re dolomitico. Giovanni Viel è stato ricordato per aver esaltato le imprese degli olimpionici bellunesi con conoscenza approfondita ed erudizione. Lo slancio che aveva per i grandi era uguale a quello trasmesso ai giovani all'inizio della loro attività sportiva. Un grande amico, un grande appassionato di sport, ma appassionato un po' di tutto quello che faceva nella vita. Ci ha insegnato, ecco, che la tenacia, la forza di volontà, la voglia di raggiungere gli obiettivi è possibile e quindi cerchiamo anche tutta la gente che siamo qui oggi di seguire questi suoi grandi messaggi che ci ha lasciato. E la sua voce inconfondibile ci ha veramente accompagnato per tantissimi anni e per raccontare le gesta di tutti i campioni dello sport. Conosceva la montagna, ogni pezzo,
di questa meravigliosa provincia e quindi penso che ci mancherà tanto. Giovanni Viel lascia un vuoto incolmabile. Aveva un carattere senza fronzoli, intuiva se un progetto poteva passare da desiderio a realtà e si occupava personalmente di realizzarlo senza condizionali. Ciao Giovanni e grazie per tutto quello che hai fatto per noi. L'abbiamo visto in tanti questo pomeriggio non sono riusciti a entrare nella piccola chiesa parrocchiale di Cadola di Ponte nelle Alpi. Allora, altre voci di slanci e commozione, slanci di affetto e commozione per Giovanni Viel. È stato una grande persona in primis, perché come uomo l'ho sempre considerato proprio una gran brava persona e era molto preparato anche nel suo lavoro, perché conosceva tutte le varie prestazioni, non solo del fondo, anche dell'atletica, di altri sport. È stato un bravo giornalista e purtroppo è un peccato averlo perso anche così presto. L'abbraccio corale dal mondo dello sport, non solo bellunese ma anche dalla vicina regione Friuli Venezia Giulia e dalla Valle d'Aosta. Giovanni Viel era infatti nato a Cogne nel 1958. Un amico, una persona semplice che c'era e che era facile con lui stare, semplicemente vivere con lui era facile. Sapeva instaurare nelle persone questa bella sensazione di amicizia e di sport, perché era così. Al mondo dello sport hanno fatto eco in cordoglio unanime i rappresentanti del mondo istituzionale e industriale e il sindacato giornalisti del Veneto. Alle esequie erano presenti tutte le associazioni sportive, dagli storici atleti olimpici di Cortina ai celeberrimi gruppi sportivi di Quantina e dei Camosci di Sappada, oltre alle rappresentative degli atleti nazionali, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine che non hanno voluto far mancare il loro affetto alla moglie Donatella, alla figlia Cecilia e a tutti i familiari di Giovanni stretti nel dolore. Occhi lucidi e commozione per la scomparsa di un uomo che ha saputo trasmettere con il suo stile di vita i valori più profondi, un connubio di passione e dedizione, di impegno e umanità. Il ricordo sicuramente più bello è quello di Oberstdorf, dove Maurilio vinceva, trionfava alle 50 km. E lui all'arrivo dei 100 metri finali gridava: Maurilio campione del mondo, Maurilio campione del mondo. Ed è stato veramente una cosa entusiasmante, dove il campione vinceva sì, però lui faceva nascere le platee di tutto quanto il nostro territorio e non solo. I carabinieri hanno arrestato a Cortina d'Ampezzo un cinquantenne nella cui abitazione sono stati trovati 1200 grammi di stupefacenti di varia natura, tra cui cocaina, hashish e marijuana. Nella casa ispezionata grazie anche al fiuto del pastore tedesco Garwin del nucleo carabinieri cinofili di Torreglia, lo vediamo nella foto, l'abbiamo visto nella foto, sono stati rinvenuti anche materiali per il confezionamento, 500 dosi di cocaina già preparate e 17.000 euro in contanti. L'uomo si trova nel carcere di Belluno, si ritiene che la droga fosse destinata al mercato locale che avrebbe fruttato al dettaglio circa 35.000 euro. Abbiamo parlato nella pagina trevigiana del Carnevale di Treviso dei carri in maschera, lo ricordo la diretta martedì 21 dalle 14.30 per vivere l'emozione dei carri mascherati a Treviso, il ritorno dopo 4 anni. Ebbene, anche Belluno si prepara per il Carnevale. 3 chilometri e 5.000 passi attorno al centro storico sarà la pedonata il cuore pulsante degli eventi organizzati dagli assessorati allo sport e turismo con la collaborazione dell'Associazione Atletica Dolomiti in occasione del Martedì Grasso, prossimo ad essere celebrato nel centro storico del capoluogo dolomitico nel pomeriggio del 21 febbraio. Un'occasione per fare attività fisica, attività motoria per tutti, grandi, piccini, anziani, animali di casa e per unire un momento di leggerezza e perché no di goliardia all'attività fisica. Un evento sì per tutti, ma attenzione al dress code, parole d'ordine, colori ed allegria incalza l'assessora Mazzoccoli. I partecipanti mascherati sono infatti anche invitati a darsi battaglia in una gara a colpi di selfie che assieme al gran finale sulla pista di pattinaggio in Piazza Duomo completerà l'offerta del Carnevale bellunese. Un martedì grasso che va a chiudere il Carnevale bellunese e che darà l'opportunità a chi parteciperà di visitare la nostra città, il nostro centro storico e quindi andando così a valorizzare quelli che sono i punti forti della nostra città. È tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato.
Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al Meteo. Anticiclone protagonista, ancora sole e caldo, ma con la stabilità atmosferica si aggrava la siccità e aumenta lo smog. Il dettaglio di giovedì 16 febbraio. Sul Veneto di mattina possibili foschie o nebbie sparse in pianura ma anche in alcune valli prealpine. Localmente potranno essere anche fitte. Cielo da sereno a poco nuvoloso invece altrove. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra -1 e 1 grado, massime tra 10 e 12 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso su costa e pianura pordenonese saranno possibili locali banchi di nebbia, cielo più sereno invece sui restanti settori. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime intorno agli 11-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige dove avremo ben poche novità. Sarà infatti soleggiato con nubi alte in transito e locale formazione di foschie specie dopo il tramonto. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 13-15 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.